Se non vuoi che io preghi per te, continua a scrollare. Padre Celeste, ascolta la mia voce, spezza ogni piano che il male produce. Per questa persona e la sua famiglia ti preghiamo nel nome di Gesù. Con tutta la forza che abbiamo, arma lì. Con i tuoi angeli guerrieri sia il tuo scudo la loro difesa. Proteggili dal male e da ogni attacco oscuro. Sia il tuo amore un muro che non subisce attacco. So che questa persona sente il peso del mondo, un martello che sembra scavare nel profondo. Stanchi per le battaglie di ogni giorno, cercano pace mentre il casino regna. Ti prego Signore, solleva questo peso, che il loro spirito non resti più offeso. Dona una gioia che non hanno mai provato, un senso di libertà che il cielo ha donato. Aiutali a fidarsi, non perché tutto è perfetto, ma perché il loro Dio è fedele in ogni aspetto. Proprio come hai fatto camminare Pietro sulle onde, finché i suoi occhi fossero su di te. Fa che fanno cose che da soli non farebbero mai, mentre guardano te, la luce che non si spegne mai. Sposta il loro sguardo dai problemi alla soluzione, dalle croci pesanti alle benedizioni. Perché se hanno te, hanno tutto il necessario. Tu sei il tesoro, il bene straordinario. Ci saranno giorni belli e giorni brutti, ma la tua presenza è l'unica cosa che conta. Se guardano ciò che manca, si perdono il presente, ma con te, oh Dio, non manca mai niente. Come questa persona può rilassarsi in aereo, quando non conosce il pilota lasciala rilassare, sapendo che sei tu ad avere il controllo, perché il tuo amore è uno scudo dal male. Tutto ciò che sfugge dalle loro mani è nelle tue mani. Questa è la nostra preghiera, calma la loro vita, guarisci ogni ferita, togli la tensione, perché tu sei la nostra rivoluzione e il tuo amore non tace, nel nome di Gesù. Amen. Restate svegli.